Accorciamo le distanze. Questo è il titolo di un progetto sperimentale di gemellaggio tra gli studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Einaudi di Roma e dell'Istituto di Istruzione Superiore Odierna di Palma di Montechiaro, un'esperienza di interscambio culturale che unisce il Lazio e la Sicilia. A fare gli onori di casa il dirigente scolastico Annalia Todaro. 3 giorni presso la nostra scuola per avere la possibilità di percorrere attraverso un itinerario emozionale grazie alla metodologia MAB i nostri beni archeologici. Il percorso continuerà poi a Roma dove i nostri alunni grazie alla guida dei ragazzi dell'Einaudi potranno percorrere i fori imperiali e le bellezze della nostra capitale d'Italia. Il MAB è un laboratorio innovativo. L'obiettivo di questo laboratorio è proprio quello di far conoscere ai ragazzi i territori. In un'ottica di gemellaggio, la curvatura che abbiamo dato a questa nuova metodologia didattica è proprio quello di insegnare ai ragazzi a condividere e a conoscere i propri territori, ma non solo il territorio fisico, ma anche il territorio emotivo, imparare a conoscersi per imparare a conoscere i compagni che vengono dalla scuola gemellata. Un gemellaggio che va oltre i soliti canoni, diciamo, della vicinanza o lontananza culturale, ma deve diventare proprio un gemellaggio emotivo. Le esperienze che abbiamo previsto sono un po' quelle tipiche previste dal format MAB, al quale però abbiamo dato un taglio un po' particolare che riguarda il teatro. Il teatro e le maschere in particolare che si utilizzano nel teatro, proprio perché nel presentarsi e nel presentare sia gli individui che il territorio possono mostrarsi così come sono, oppure possono mostrare una maschera o togliere la maschera o mettere la maschera, proprio come nel teatro, per celare o manifestare un aspetto. Abbiamo deciso di dare questo nuovo taglio al format metodologico MAB. MAB sta per l'acronimo che indica Laboratorio di mappatura percettiva e partecipata ed emotiva dei territori. Il territorio di Agrigento e di Palma di Montechiaro ben si prestano alla contestualizzazione dell'aspetto emotivo, un territorio ricchissimo di reperti archeologici. La stessa cosa faremo a Roma e ovviamente andremo a confrontare i reperti archeologici e quindi un paesaggio che mostra una storia di origine greca con un paesaggio che mostrerà una storia di origine romana. Così come i nostri ragazzi, i ragazzi che hanno delle loro aspettative, dei loro sogni, delle loro curiosità, dei loro modi di essere, che sono diversi, ma che grazie al laboratorio di mappatura percettiva potranno condividere le proprie emozioni e conoscersi, che è un po' il significato di questo gemellaggio. Promotore dell'iniziativa, Marina Di Foggia dell'Einaudi che ha scritto il progetto, accompagnatori i docenti Concita Montana, Chiara Mulè e Carmelo Ferrara dell'Odierna e Fausta Lastella e Claudio Marrucci dell'Einaudi. Questa esperienza è già entusiasmante, anche solo l'entrata in Sicilia, una terra molto accogliente e poi una terra sconosciuta sia per gli studenti, molti dei quali nostri provengono da un percorso di immigrazione e quindi questo li aiuta a integrarsi nel territorio e a conoscere le ricchezze dell'Italia. Poterci cimentare in una nuova scoperta di outdoor learning e poter sperimentare l'educazione olistica e il confronto anche multiculturale, perché noi anche come italiani dobbiamo imparare a conoscerci e a confrontarci, e questa è un'occasione unica e noi come scuola, come Einaudi, siamo orgogliosi di poter dar via a questa nuova esperienza.
L'Odierna ha accolto i suoi ospiti con un buffet tipico siciliano preparato dalle super mamme degli alunni ed omaggiato tutti con dei souvenir realizzati dagli studenti dell'indirizzo sanitario sotto la supervisione della docente Tiziana Corallo. A dare il benvenuto alla scolaresca anche il vice sindaco di Palma di Montechiaro, Antonella Lovasco. Il gemellaggio rappresenta una forma di crescita personale e culturale, ma soprattutto un'iniziativa virtuosa che promuove gli scambi culturali, anche i rapporti interpersonali. Dopo questi anni di chiusura che abbiamo avuto, questo è un modo per coinvolgere di nuovo i nostri studenti alla vita sociale e questo rappresenta il migliore dei modi per farli. Durante il loro soggiorno gli alunni romani hanno visitato diversi luoghi di interesse, il monastero, il palazzo ducale, la biblioteca, la chiesa madre di Palma di Montechiaro. A fare da ciceroni sono stati gli alunni dell'Odierna, a Roma i ruoli saranno invertiti. E poi il tour esperienziale proseguito con il contributo dell'archeologa Valentina Caminneci alla Valle dei Templi e al Museo Griffo di Agrigento. Poi alla casa natale di Luigi Pirandello in Contrada Caos e alla Scala dei Turchi di Realmonte.